Bene, si torna sempre molto volentieri, devo dire, qui sia a Venezia, come città, chiaro, Venezia, lo dicono tutti, insomma, è il meglio in assoluto del mondo e quindi poi io vengo per lavoro, c'è l'ultimo albergo che è nato, uno dei tantissimi 5 stelle lusso, sono tanti, e però abbiamo anche qui magari un po' fatto il primo albergo di lusso, sicuramente la famiglia Cipriani, cioè l'ultimo appena arrivato, l'Alpi Tour è investito sul proseguo del Gran Canal, siamo a Grande, a Harris Bar, siamo proprio con Arrigo. Arrigo è l'unico al mondo che ha avuto il nome. Ah, perché è nato prima. Ah. Bene. Sul parente, il nome Arrigo, Bene, complimenti, noi siamo tornati chiaramente a vivere l'Harris Bar come si deve, cioè abbastanza vicini, no? Non essere distanziati dall'Harris Bar finisce di cade un po' tutto, no? Qui nell'autentica. Noi siamo, in questo momento ci siamo allargati un attimo perché abbiamo terminato il pranzo in questa bella giornata, tra l'altro di sole appunto veneziana che il buon tempo appunto ci concede anche già a novembre, e quindi bene, quindi è ritornato tutto normale, me lo può confermare? Sì, anche un po' di turismo, ma insomma tutti i nostri clienti soprattutto c'è una gioia di venire, io vedo molta allegria, Certo. Infatti abbiamo avuto conferma. Con la mascherina ci hanno imparato gli animali non so ridere, perché noi sorridiamo. Potremmo poi uscire con i peccato. Tra l'altro qui avete dovuto importare le mascherine Cipriani da New York. Bene. Un complimento di queste specialità che non costano tempo, perché qui chiaramente i piatti sono rimasti quelli, e tra l'altro questa è la casa madre a Venezia, e poi ci sono i locali del mondo, e qui si parla di numeri con 1 o 2 zeri in più. Sono 27 e abbiamo 5.000 persone. E poi c'è una cosa che la spiega, no? Il fatto che molto parimenti Cipriani, Harris Bar, il chef più famoso, no? Al mondo, perché magari verrebbe da dire Massimo Bottura, ma Massimo Bottura è stato premiato al Cipriani di New York, non so se lei si trovava lì per l'occasione, quindi in questi, no? Questi spazi, ecco, a New York, dove chiaramente Cipriani e Sbar. Quindi parliamo di queste specialità. Io sono tornato, devo dire, un po' mi ero dimenticato, un po' mi ero perso, forse il Covid un po' ci ha fatto anche scoprire certe cose, e devo dire che insomma il risotto al nero di seppia che non è scritto in carta, un po' come lo stroppino, no? Che è sotto banco, no? È sempre quello che ci sono sempre, lo sanno i clienti. Ecco, però non è scritto. Lo possiamo fare in almeno 5-6 sempre. C'è un risotto pomodoro che e poi Torcello è l'isola dove praticamente perché Venezia era la città vecchia. Le chiese di Torcello che sono rimate sono dell'8° secolo, VII secolo. La gente arrivava dalla terraferma e si è fermata in queste isole. Io non bevo sciampino. Visione tra il mare e la terra.
bambini di Torcello sanno tutti disegnare perché vivono in un ambiente dove c'è un equilibrio tra architettura, natura, acqua. Questa va detto di Bene, dicevamo, ora non parliamo della ricetta del risotto alla seppia, ma vorrei parlare invece di una ricetta molto particolare che mi ha incuriosito, perché d'accordo che questa è cucina assolutamente italiana, però qualche influenza francese chiaramente l'ho trovata nei vostri gamberoni alla tornidolo. Come è nato questo piatto? Io credo che non ricordo nemmeno come è nato perché lo faceva mio padre prima. Ho iniziato con un paio di piatti di cucina francese, schianto, pomodori, e poi si faceva La mirta di fritto. premendo le scorze, cucinando le scorze, bruciando le scorze di elastici e poi facendo passare, lo facciamo ancora adesso. E le ritirate fuori, bene, complimenti. Tra l'altro stiamo parlando di un ristorante che ha avuto delle stelle Michelin. No, beh, buono, nel senso che adesso per vendere le guide chiaramente tolgono i ristoranti, tolgono le stelle per vendere chiaramente la guida successiva. Ecco, quindi poi uno che ha ottenuto secondo me la stella rimane stellato, cioè nel senso che comunque ce l'ha fatta. Secondo me io non voglio darle torto, ma le stelle Michelin sono stelle della cucina francese. Ci sono tutti i paesi del mondo che sono Sì, in effetti è vero. intermediari che sono andati a noi. Certo, sì. Allora eravate più francesi, quindi Forse allora no, loro erano più rivolti e adesso un po' meno. Quando ci sono, chiamano gli stellati, allora non eravamo stellati, eravamo in buoni ristoranti che avevano le stelle, ne aveva una, eccetera. infatti con questi piatti c'è il servizio e c'è ancora il servizio. Però adesso mi sembra vedo che la stella ha portato via una parte di quella che è la tradizione dell'accoglienza italiana, che è la libertà, cioè non imporre nulla ai clienti. Già il menù di gustazione è molto pulito. Lei si viene qui con un'insalata, non è né cucina francese, né cucina italiana, minestrone. Sì. E nessuno li obbliga a prendere un'altra cosa. E secondo me la libertà che io ho conosciuto da bambino, 11 anni, quando ho visto entrare le truppe della liberazione del 45, ho capito la differenza tra la vita con la vita con la libertà. Da quella volta io sono sempre... Lei ha messo proprio il dito nella piaga, non sapevo come arrivarci, ma siamo arrivati dove sono arrivato io, nel senso, un giudizio da parte di Cipriani, il nostro chef nel mondo, è passato in cucina a Dubai piuttosto che New York, non so se anche di Tokyo, se però diciamo Occidente, Medio Oriente comunque appunto si quindi più o meno siamo anche lì, ecco, quindi praticamente rappresentando l'Italia e quindi bene, no, in effetti è diventata un'esperienza gastronomica, ecco, quindi quando mi dicono ma come si mangia, com'è, allora è difficile rispondere perché mangiare è un'altra cosa. Poi c'è la differenza fra far vedere se stessi e far bene l'importante è far bene indipendentemente dal fatto di chi le fa. Farle bene e avere l'attenzione proprio a se stessi. Niente deve essere libero. Quindi la più bella soddisfazione, una delle maggiori emozioni che lei ha avuto nel suo lavoro, quale può essere stata? Aprire e ritrovare tutti i clienti. Ecco, quindi è recente. Io ho fatto il primo ristorante New York 40 anni fa, senza dir nulla a nessuno ho fatto 500 proposte il secondo giorno.
Beh, anche a Londra mi ricordo che non era andata male. Ma è successo via di Bari. Ah, ecco, quindi anche lei è sorpreso Abbiamo un comunque. seguito di clienti che sanno quello che E con belle auto. io ho un'auto più veloce di me, ho una 600 cavalli con freni di ceramica, confesso che non bevo perché ho scelto l'automobile. Prendi i gamberoni. Bene. Quindi niente, dopo diciamo il fermo Covid, quindi siete ripartiti, vediamo di fare un riassunto quando avete riaperto. Mi sembra di vedere che siamo aperti da 3 mesi, comunque mi sembra di vedere che c'è una richiesta di sostanza, la finzione, perché abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni alla luce della forma. Bene, io ringrazio quindi Enrico Cipriani e quindi le auguro un buon 90° compleanno, che siamo a pochi giorni, quindi il 2022 sarà appunto questo fatidico anno in cui lei appunto in perfetta forma, tra l'altro le faccio appunto i miei complimenti, e quindi non so se ci sono altre cose, amici chef che può ricordare che la sono venuto a trovare, o lei è andato. Sì, conosco bene Vissani, ecco, Vissani sono amico di Vissani, Che è un altro chiaramente simbolo della nostra cucina italiana. Io lo chiamo cuoco. Noi abbiamo dei bravissimi chef se vuole, Certo. E anche io lo dico da giornalista, Vissani è un bravissimo giornalista, che in TV veramente devono parlare i cuochi piuttosto che noi che siamo più dei clienti, no? Quindi ecco, riconosco anche questa cosa appunto giustamente di Vissani, poi non so, anche stranieri, amici stranieri, colleghi. Roger Verger, Paul Bocuse sono stati Certo, affezionati perché lei è un po' il Paul Bocuse italiano, no? In un certo senso, se il Paul Bocuse era per la Francia, no? Sembra. È bello essere ricordati per questo. Grazie tante. Verità. Bocuse ha detto che i ravioli erano lavorati. Ravioli. Basta riempire il raviolo, bisogna che la pasta deve essere morbida. E poi cos'è la pasta che va a finire anche in quei gamberi alla Cerniglio che dicevamo prima? La fa lei? Lei nel senso che. Quella 150 kg. No, grazie. 150 kg. La pasta ricordava sua mamma che emigrato in Germania faceva una spoglia con 29 Bene. Questo per quanto concerne i piatti diciamo del pasto, poi chiaramente si chiude con i dolci, la vostra pasticceria. E anche lì ci sono chiaramente i nostri grandi classici. Sì, beh, il classico è la meringata, potrebbe essere la torta gelata. Poi i gelati sono meringata, penso che nel nuovo ristorante che abbiamo aperto da 7 mesi a Dubai vendiamo 60 meringate 60 che vengono poi fatte servono tagliate a 60, pezzi. no, non è che le vendiamo, i clienti mangiano, Consumano chiaramente, sì, perché sono torte chiaramente no? Vengono tagliate, ecco, non è il dolce monoporzione, non è, ecco, quindi è sempre la torta, la regina, come vediamo anche nella torta savoiarda, ma anche il babà, anche il babà se vogliamo è comunque una sorta di torta che viene tagliata piuttosto che fare solo. Bene, qui sta arrivando la meringata, ecco. vediamo quando
Bene, poi ci sono i vini che sono anche cosiddetti vini della casa, quindi i vini Sì, beh, vini che avete casa, scelto. perché anche noi abbiamo una lista di vini, no? Una lista di vini, abbiamo un centinaio di vini, a volte ci sono i vini classici, però il cliente non va al posto neanche più, le parli in polizia, non bisogna poi. Io sono un po' restio ad avere i sommelier, che sono bravissimi per hanno sicuramente aiutato ad avere, a conoscere il vino italiano, però il cliente deve essere libero di avevo ordinato una merengata che ci vuole 2 ore, cioè non mi comprava. Mi dispiace. Che poi lo viene versato nei vostri bicchieri Sì. e c'è questo con cui ho appena apprezzato un marzemino dedicato a lei. Questo è il marzeminetto, sì. No, ma l'idea anche di questa, vedete, il contenuto di questo bicchiere è uguale a quei bicchieri leggerissimi, con calice, eccetera. Esatto. Però per bere con quelli bisogna fare ginnastica, una operazione ginnastica. E questo qui? Basta piegare la mano. E anche questa è una mancanza di imposizione. Bene, complimenti quindi all'Harry's Bar, altri progetti, cose future che ci può anticipare? Beh, sì, futuro, abbiamo un'apertura a Milano, importante, sarà la Casa Cipriani, che segue di... Mi sentivo parlare forse qualche anno fa, che quindi si è fermata per via del... Adesso vedremo a marzo, poi c'è la Casa Cipriani che ha appena aperto a New York, anche lì è un altro che Ci sono anche le camere? Anche se più bello è difficile. Stavamo dicendo inizialmente nell'introduzione che sono qui per l'ultimo albergo Cadidio appunto a Venezia, ma sicuramente ecco infatti Questa è la ricordo, merengata al limone, questa è la merengata normale. ecco, Al limone. quindi si spiega anche il successo di Bari. Non ci sono dubbi. Bene, noi sulla Meringata vi salutiamo qui da Venezia, dove chiaramente è ripartito tutto e sta proseguendo e speriamo che non si fermi. Allora, buona serata. Sono a posto, la ringrazio tanto.